faccia bene al Partito Democratico offrire l'immagine di un partito che cambia troppo frequentemente le sue leadership. La seconda ragione è che pur in un tempo limitato di 6 mesi Franceschini ha dimostrato di saper fare il segretario di questo partito, ha preso il PD nelle sue mani nel momento più difficile, all'indomani delle dimissioni di Veltroni che tutta la nostra gente ha vissuto come un passaggio traumatico, ha condotto una campagna elettorale in salita, i cui esiti all'inizio sembravano particolarmente negativi per noi e che invece si è concluso con un risultato certamente inferiore alle elezioni politiche, ma in ogni caso un risultato che consente di rilanciare il progetto del Partito Democratico. Tant'è vero che facciamo un congresso non per discutere se abbia valore quel progetto, ma come rilanciarlo. E lo possiamo fare grazie al risultato elettorale che ci ha confortato del consenso di milioni e milioni di persone. In questi 6 mesi Franceschini ha saputo dimostrare di guidare il partito con mano salda, tenendolo unito e al tempo stesso compiendo le scelte che erano necessarie, nel caso Englaro, alla collocazione europea del partito, al modo con cui affrontare la campagna elettorale. Quindi lo fa per un tempo breve, lo fa da un tempo breve e ha dimostrato di saperlo fare, e quindi per questa ragione non ci pare che ci sia la necessità di ricambio. La terza ragione, che è quella politicamente più sostanziosa, è che serve al PD il segretario che meglio interpreta quel carattere aperto, largo, plurale del Partito Democratico che è la sua cifra di identità. Abbiamo fondato il PD per dar vita a un grande partito nel quale potessero incontrarsi donne e uomini che vengono da storie, culture, esperienze, partiti diversi. Un partito che vuole unire le diverse culture e correnti del riformismo italiano, andando oltre le storie di ciascuno di noi per costruire un progetto nuovo in cui milioni di persone possono identificarsi. Per questo io, che sono stato il segretario del DS per 7 anni, ho deciso di sostenere Franceschini, perché dobbiamo scegliere il segretario non sulla base dell'appartenenza di origine. Se ciascuno di noi dovesse scegliere il segretario non sulla base del progetto del PD, ma sulla base delle sue origini passate, noi riprodurremmo una competizione tra ex DS e ex Margherita che vanificherebbe il lavoro che abbiamo fatto in questi anni. Torneremo a separare quello che invece faticosamente abbiamo unito e mescolato, e dobbiamo continuare a unire e a mescolare. E questa è la ragione per cui la candidatura Franceschini appare a me quella che meglio trasmette al nostro elettorato e ai cittadini italiani quella cifra plurale e nuova che è l'identità del Partito Democratico come la casa comune dei riformisti italiani. La terza questione che voglio richiamare è naturalmente la candidatura della Barracci. La mozione Franceschini propone la riconferma di Francesca Barracci come segretario, perché Francesca ha dimostrato di rappresentare quel volto nuovo della politica, quella politica aperta alla società che i cittadini sollecitano, e d'altra parte quasi 120.000 voti di preferenza nelle elezioni europee ed essere stata la prima eletta in Consiglio regionale per il Partito Democratico sono la dimostrazione di un'identificazione che un pezzo largo del nostro elettorato ritrova in Francesca Barracci. C'è una ragione, ci sono altre 2 ragioni per cui credo questa candidatura si consiglia. L'essere Francesca una donna giovane, è la dimostrazione del fatto che il nostro partito vuole mettere in campo una nuova classe dirigente, vuole metterla con uno sforzo di presentarsi come un partito di donne e di uomini, un partito che è capace di dare piena rappresentatività a quella soggettività femminile che oggi è una risorsa fondamentale della società italiana. E la seconda, l'ulteriore ragione aggiuntiva è questa: nell'articolo 1 dello statuto del partito noi abbiamo scritto che il nostro vuole essere un partito federale, cioè un partito che in omaggio a una crescita costante e continua del ruolo delle regioni nel sistema istituzionale italiano organizza anche i partiti e la politica sempre di più una centralità della dimensione regionale, che in una regione come la Sardegna è tanto più forte se non è una regione a statuto straordinario. Ebbene, per costruire un partito federale
che abbia forte la dimensione regionale, è decisivo chi in ogni regione guiderà il partito. Perché mettere in ogni regione a capo del partito una personalità politica forte, riconosciuta, stimata, radicata nella sua terra, con esperienza politica amministrativa adeguata, è il modo per costruire un partito federale. E io penso che Francesca Barraggio abbia queste caratteristiche, per questo abbiamo fatto. Infine, direi che il nostro congresso e la candidatura della Barraggio sono tanto più importanti in Sardegna alla luce di questi primi mesi di esperienza amministrativa della Giunta Cappellacci. Mi pare che sono bastati pochi mesi per dimostrare la differenza visibile a occhio nudo tra come la Giunta Soro e il centro-sinistra hanno governato questa regione come la governa Cappellacci. Penso alla situazione economica dell'isola, in particolare alle gravissime crisi occupazionali che si conoscono nel polo industriale del Sulcis, così come a Ottana, senza che ci sia da parte né del governo nazionale né di questa giunta una risposta e un'iniziativa adeguata. Tutte le promesse che Berlusconi aveva speso in campagna elettorale si sono rivelate delle pietose bugie, a partire dalla promessa di convincere Putin a salvare l'Eurolumina. Penso al modo devastante con cui si sta lottizzando la sanità, un rischio di riduzione dell'offerta sanitaria per i cittadini sardi. Penso all'assoluta assenza di un'iniziativa della Regione che si faccia carico dei 2500 insegnanti precari che Gelmini e Tremonti anche in quest'isola hanno messo sulla strada. Penso a una legge sulla casa che in realtà non è una legge per la casa, è una legge sulle coste che rischia di compromettere lo straordinario patrimonio naturale, paesaggistico, ambientale di questa regione, che è una delle sue ricchezze fondamentali e che è il riferimento fondamentale di un'attività turistica di pregio e di qualità che rischia di essere fortemente compromessa e svilita. Sono tutte concrete manifestazioni di un'incapacità del centrodestra di essere all'altezza delle aspettative dei sardi e di questa regione, il che ovviamente sollecita il Partito Democratico a rafforzare la qualità della sua opposizione per essere un punto di riferimento alternativo alla destra e per costruire una proposta di governo della regione che incalzi la giunta e restituisca ai cittadini sardi quella speranza e quella certezza di avere delle risposte che la destra oggi non è in grado di offrire. E quindi avere un partito forte e saldamente guidato è tanto più importante anche per questa ragione. Queste sono le considerazioni che volevo sottoporre, adesso naturalmente a voi le domande.